Un tempo la sua era una presenza costante, quotidiana. Con lui si condivideva la fatica del lavoro, il piacere del ritorno a casa, il gusto della scoperta e del viaggio. Poi quella sua appartenenza garbata e silenziosa alla vita di tutti i giorni cominciò a divenire sempre meno necessaria e più che il cavallo fu l'uomo a trovarsi orfano di quell'ultimo legame che lo avvicinava ad una dimensione più selvaggia, nella quale non era previsto il totale controllo, sempre e comunque. C'era più libertà nel condividere la vita con le forze e le paure di uno di questi animali? Beh, forse. Non fosse stato per il suo contributo, avremmo fatto molta meno strada, questo è certo. Ma qual è allora il vero motivo che spinge molti uomini e donne verso il piacere incerto di dedicare parte della propria vita a questi animali? Ancora oggi, molti affidano la propria passione ad un animale fatto di sensazioni, sentimenti e pensieri in continuo mutamento, imprevedibile, che può amarti, può fidarsi di te, oppure no. Per rispondere davvero a queste domande non si può parlare, come accade quasi sempre, di grandi cavalli o grandi cavalieri. Sarebbe troppo semplice. Vi parlerò di cavalli come tanti, che non sono destinati ad entrare nei racconti di chi ama ricordare i grandi atleti o le gare memorabili o le grandi linee di sangue. Animali comuni, ma a loro modo unici, che rendono unica la vita dei propri cavalieri. La prova che i cavalli abbiano un animo schivo e riservato la si ha fin dalla nascita di un puledro, un evento al quale non è facile assistere, dato che le fattrici sembrano aspettare il momento in cui tutto è immobile, nessuno è lì a guardare. Attendono l'attimo più silenzioso ed in silenzio danno alla luce il puledro. Già dopo poche ore il piccolo tenterà di alzarsi e muovere i primi passi. Essere una preda vuol dire anche questo. È necessario potersi spostare il prima possibile. Questa magia si ripeterà anche in questa fredda notte di maggio. Da un giorno o due una bella fattrice è stata sistemata in un box perché sta per dare alla luce il suo secondo puledro. È così che, a più di 10.000 chilometri dai luoghi in cui vissero i suoi leggendari predecessori, è nata una bella puledra quarter horse che verrà chiamata Oak Genuine Star. Sua madre, Genuine Benito Papp, figlia del grande Genuine Redskin, fu tra i finalisti del Futurity Italiano Limited Non Pro del 2001. Il nonno materno, di certo più famoso fra gli uomini di cavalli, annoverava un lignaggio di tutto rispetto. Questo rese chiaro fin da subito il destino della piccola Oak. Sarebbe diventata una cavalla da reining. Il reining viene chiamato il dressage della monta western, è una gara a giudizio di stile come nel dressage, quindi esiste una giuria tecnica composta da 1, 2, 3 o 5 giudici
i quali controllano, come posso dire, l'esercizio che viene praticato dal cavaliere e dal binomio, cavallo-cavaliere, e giudicano la correttezza delle manovre che vengono fatte in campo, con un sistema di premi e di penalità. Il sistema del reining prevede una serie di pattern, che sono degli esercizi che combinano in maniera diversa i cerchi, gli stop, che sono la manovra più importante, cioè gli sliding stop, è una manovra nella quale il cavallo scivola con i posteriori continuando il movimento del galoppo con gli anteriori, lo spin, cioè una rotazione di 360 gradi molto veloce sull'asse posteriore, e il rollback, che è una ripartenza del cavallo all'indietro sempre con il movimento del galoppo. È una disciplina che ti impegna, dà moltissime soddisfazioni, è durissima perché ci vuole tantissimo impegno, e poi ci va un culo, ci va veramente tanta fortuna. Oltre all'impegno uno può lavorare una vita, ma se non imbrocca il cavallino giusto, puoi lavorare finché vuoi, lo sai benissimo. Anche per dire, no, i calciatori sono tantissimi di bravi, ma se hai la fortuna che riesci a incanalarti andare negli Stati Uniti, vedere un po' com'è veramente là, perché è fondamentale, secondo me, vedere com'è nata, dov'è, come vive, come cambia, perché è una cosa in continua evoluzione. È un insieme di velocità e controllo del cavallo al 100%, quindi è molto difficile da insegnare a dei puledri dai 2 anni fino a quando hanno 7-8 anni. E questo è la cosa bella del reining. Ora, dirlo così sembra una cosa abbastanza fredda, quando poi si assiste ad una gara dove c'è un contorno di pubblico che partecipa, che capisce, che sottolinea anche con la voce quello che è la bellezza del gesto atletico del cavallo soprattutto, dà un'emozione che è difficile da dimenticare, che è difficile da riscontrare in qualsiasi altro ramo dell'equitazione totalmente. Alcuni li chiamano scivolatori, alcuni li chiamano reiners, altri non li chiamano affatto. Vivono buona parte del loro tempo cercando il gesto perfetto, la declinazione più elegante e fluida di quelle manovre che hanno ereditato dalla monta da lavoro con il bestiame. Il binomio, come un'entità unica e indivisibile, aiuti quasi invisibili. La perfezione è un cavallo che non deve ricevere il comando, lo deve appena percepire. Nelle arene spesso semivuote dei circuiti regionali, sulla sabbia dei maneggi di provincia, tentano e ritentano di raggiungere la classe degli show dei grandi campioni, alla ricerca della manovra perfetta, del cavallo perfetto. E il tutto si complica quando tu non sei un top reiner e in più non puoi permetterti un animale con una grande linea di sangue. Ma per combinare qualcosa di buono in questo ambiente si può partire solo dal basso. Oak Jenny Star è una puledra nata nel mio allevamento, è figlia della cavalla che mi ha dato le più grandi soddisfazioni nella mia carriera da reining. Non avevo soldi di ingravidarla all'epoca e andai da un mio amico e gli dissi: Ennio, ho bisogno di fecondare questa fattrice, mi regali la monta del tuo stallone? Bisogna partire dal presupposto che io e Ennio siamo come fratelli. E mi fa: che problemi ci sono? Mi ha regalato praticamente la monta del suo stallone, che è uno stallone con un buon documento, però in vita non ha mai eseguito nessun tipo di gara di reining, anche perché il mio amico Ennio è molto contrario a queste cose. Lui è più sul lavoro, come se fosse 50 anni fa in America. Il cavallo mi serve per spostare la mandria, mi serve per andare nei pascoli a controllare il bestiame. Sembra un po' una cosa assurda, ma c'è ancora gente che fa questo lavoro qua. Ennio lo fa. Lo stallone era figlio di Sessolina, che all'epoca era di proprietà di Giuseppe Quaini di Cremona. Mi nacque questa puledra, ce l'avevo lì,
Non lo nego, avevo bisogno di soldi e una mia amica gli feci questa proposta. Gli ho detto: Chiara, ti do la puledra a un prezzo stracciatissimo e in cambio però io ti faccio l'addestramento gratis, tu mi paghi solo la pensione e la cavalla la portiamo avanti. Me la riportò a 18 mesi di vita e iniziai questo addestramento. Sembra superfluo doverlo dire, ma costruire questa magia, questa assoluta armonia in un binomio richiede un lavoro lungo, intenso, paziente. L'addestramento, più che i connotati di una scienza, ha spesso quelli di un'arte, a volte addirittura empirica. Ogni cavallo ha il suo carattere, il suo modo di apprendere, le proprie inclinazioni, così come ogni trainer ha la propria sensibilità, il proprio timing. Spesso far combaciare tutte queste variabili in un risultato positivo sembra impossibile. Ma è qui che si palesa il minimo comune denominatore che accomuna chi fa parte di questo mondo. Hanno tutti una caparbietà di ferro. Controllo sulla punta delle dita, l'armonia, la potenza. Certo, il reining si è evoluto e ormai non ha nulla a che fare con i modi schietti di quei cavalli da ranch che per gioco diedero inizio a questa disciplina. Un po' come i cavalli da salto ostacoli di oggi non hanno molto a che fare con i potenti predecessori che parteciparono al primo concorso ufficiale nel 1900. Questa dicotomia ha creato un divario fra quanti si innamorano dell'alto contenuto tecnico e atletico del reining, una disciplina sempre più moderna ed evoluta, e quanti invece preferiscono preservare un approccio più tradizionale, molto legato alla cultura dei ranch horses di un paio di secoli fa. Una categoria di cavalieri convinta che monta e addestramento siano inscindibili dal lavoro in mandria. Noi proponiamo l'alta scuola californiana perché l'alta scuola californiana è un mix di culture che si sono fuse durante il 500-600, ovviamente più tra il 600 e il 700 oggettivamente, tra i grandi cavalieri della scuola napoletana italiana e i grandi vaqueros spagnoli che finirono per vicissitudini diverse in California e fondarono una scuola di una nobiltà incredibile che molti pochi conoscono, quindi una scuola fondata sulla bellezza, sulla nobiltà appunto del gesto, sul rispetto del cavallo e sul concetto, forse adesso so che molti rideranno, però degli antichi greci, cioè del kalos kai agathos, ovvero bello e buono, nel senso di fare una cosa utile, bella e con un meaning, con un significato comunque sia importante. È ovviamente un percorso difficile da fare, difficile da seguire, perché c'è dietro tantissimo studio, c'è dietro tantissima fatica per fare un bridle horse. So che molti ci prendono in giro perché noi diciamo un nostro cavallo è più o meno pronto a 10 anni. E ovviamente in un mondo dove la competizione e l'economia chiaramente portano a fare puledri sempre più pronti per futurity eccetera eccetera eccetera, ovviamente quando io parlo di un cavallo pronto in bridle a 10 anni mi ridono dietro, però ormai sono abbastanza vecchio per non aver più paura delle persone che mi ridono dietro. Come dicevo oggi in arena, io canto sotto la doccia tutte le volte, ma non ho mai inciso un disco, quindi
un conto è fare le cose e un conto è farle bene. Quindi chiunque può mettersi in sella a un cavallo e lavorare una mandria di bestiame, pochi possono mettersi in sella a un cavallo e lavorare nel modo corretto una mandria di bestiame. Come? C'è tantissima gente che va a cavallo, ma ce ne sono pochi che montano a cavallo, perché se io salgo su questo cavallo con una semplice cavezza e mi metto lì a trottare, vi posso raccontare una storia d'amore, ok, va bene, abbiamo fatto un film. La nostra differenza è che noi alleviamo bestiame, viviamo sui pascoli e ci piace proprio il lavoro con il bestiame. Nel Great Basin, ovvero nel grande bacino degli Stati Uniti d'America, in quella zona che noi definiamo Ion, ovvero Idaho, Oregon e Nevada, e che adesso definiamo Italy, Oregon e Nevada, si dice che noi abbiamo il bestiame, alleviamo bestiame per avere una scusa per montare a cavallo. In altri posti si hanno i cavalli perché bisogna lavorare semplicemente il bestiame. Quindi il cavallo per noi è al centro della nostra cultura, è l'ombelico del nostro mondo, è l'epicentro della nostra religione. Il collegamento fra equitare e lavoro con il bestiame non è considerato imprescindibile solo dagli amanti e difensori della tradizione della monta da lavoro, ma anche da un'altra grande categoria che forse è il vero anello di congiunzione fra i più moderni reiners e i cultori delle ranch traditions. La passione per il working hours è anche quella, secondo me, è innata, perché è una cosa che sento naturale, una cosa che per me il cavallo lo vedo come proprio il compagno di lavoro del cowboy, quindi di tutte le discipline equestri che sono l'evoluzione di questo, il reining, il cutting, sono cose che proprio mi piacciono tantissimo, però il working hours in sé per sé mi dà questa, come dire, è la completezza nell'addestramento di questo cavallo, perché non è come fondere assieme il reining e il cutting. È qualcosa che fonde assieme il reining e il cutting, però è la completezza del cavallo da cowboy. Chiaro, è evoluzione in disciplina equestre. Quindi per me è la massima espressione della disciplina equestre del cavallo western. Il fascino del lavoro a cavallo è indiscutibile. Ma non è per niente semplice praticare discipline che coinvolgono il bestiame. Sono necessari spazi e fondi per poter mantenere adeguatamente una mandria da lavorare in sicurezza, mettendo al primo posto la salute psicofisica degli animali. Ed è questo forse l'elemento chiave che ha decretato un tale successo del reining. Per praticarlo è sufficiente una rena, tanta buona volontà e un buon cavallo. La stragrande maggioranza sostiene che per ottenere grandi risultati sia necessario un animale con una buona linea di sangue e i numeri sembrerebbero confermarlo. In alcuni casi, però, questa condizione non pare sempre necessaria. Ho cominciato insieme ad amici per gioco. E appunto avevo un cavallo, eravamo in compagnia, avevo un Sella italiano con il quale ci siamo divertiti ad addestrarlo con degli amici, veramente amici, però era un gruppetto di amici, però all'interno c'erano un paio di personaggi molto competenti, quindi abbiamo preso un po' la via giusta, diciamo, no? Abbiamo cominciato con il piede giusto, ci siamo divertiti tantissimo perché come tutte le cose che nascono per gioco poi vanno sempre divertenti. Le prime gare le ho fatte proprio qua, alla VCR, il primo campionato con il mio Sella italiano l'ho vinto qua alla VCR, quindi insomma a me sembra di essere a casa ogni volta che vengo a una festa, il gruppo di amici è fantastico. Cerchiamo un po' di continuare un po' quel gruppo di amici che avevamo cominciato all'inizio, no? Visto che comunque il mio Sella italiano era il mio limite massimo, cioè non potevo cambiare cavallo, lo ringrazio tantissimo se non avessi avuto quello. Però non potevo più cambiare cavallo, non potevo fare un salto in avanti, allora non potendo permettermi economicamente di fare questo salto in avanti, ho deciso che doveva essere la mia vita, il mio lavoro. I cavalli, chiamiamoli scarti, anche se non sono scarti, sui figli di nessuno, secondo me c'è e ci sarà sempre quello buono che salta fuori.
È come 3 anni che sto montando ora, che sto provando adesso alle gare, anche quello, figlio di nessuno. Non è un quarter perché so pienamente al 120% che è un quarter, non ha i documenti e si presta nelle manovre spettacolari. Perché come tutte le cose di questo mondo emerge da solo il talento. Il campione, se tu hai esperienza e conoscenza, lo fai emergere con l'insegnamento eccetera. Quindi quello che io posso dire oggi è che l'approccio, le tempistiche sono basate sul rispetto per ottenere anche un cavallo che spinna da più 1,5, ma con il rispetto, capisci? Negli ultimi anni si è consolidato anche un certo interesse verso altre tecniche di lavoro definite naturali, una sorta di anticamera al normale lavoro di training, metodi che basano la propria ragion d'essere su un diverso rapporto da costruire con l'animale. I've always considered the horses my friends. Even when I was 7 or 8, I'd want to just hang out with the horse and graze with it and walk around with it and do everything. And so when I was in Clovis, New Mexico, I got this wild horse and she was doing very well and I started it myself and I would run and she would chase me, so we were best friends. And the one problem was though, she was scared of the trailers. So, and I had somebody help me and it didn't go well. And so she reared up in the trailer and she bumped her head and I was like, oh my gosh. So that I was unhappy with because I wasn't sure how I could help her. And there's a 4-H club, which is for kids to do farm stuff and horse stuff. And they were invited to go to a Pirelli tour stop in Albuquerque, New Mexico, and they had gotten free tickets. So they were like, do you want to go? And I was like, sure. Like, I've never heard of it before. And so, so we went there, and the first weekend, like, it was a two-day event, and I bought level 1 kit. I was like, that's it. Like, watching them play at Liberty, and the connection, and the fun, and the obstacles, it was a perfect fit right away. And so then I bought the kit and I took it home, and within 3 weeks I did my level 1. I was like, oh, we're doing this. And it was very fun for me because my horse was like, okay, now what? Okay. And within those 3 weeks she was trailer loading and it was great. So it was very, very quick transition for me to follow Pirelli. For me, the most important thing is with a colt is for him to understand I'm trying to communicate with him. I'm not trying to scare him. I'm not trying to teach him something immediately. I want him to really understand that there's going to be a two-way conversation. So when I approach him, I really watch what he is trying to show me. The idea behind the horsenality, it's something that Pat Pirelli and Linda Pirelli created. Pat Pirelli would talk about horses, and Linda Pirelli started writing down, and this type of horse did this, this, this. That type of horse did this, this, this. And so eventually they came up with a chart. And it's a very interesting chart because it's got 4 quadrants. So it's lined up like that. So you have 4 quadrants, and you have characteristics in each one. And you can literally take a pen and put dots in each quadrant of my horse does this, he does that, and mild, medium, extreme. And you find out where your horse is. Now, it doesn't stop there. From there, we want the horse to become more balanced. We don't want him to be an extreme of anything. We want him to find the middle ground so that he's a very well-balanced horse, just like you as a human need to be. And so when a horse is born, you'll very quickly be able to see the characteristic. Is it introvert? Is it extrovert? Is it very confident? Or does he just want to hang with his mom and run away kind of thing? And that has a lot to do with how its life will play out, but many times also, depending on human interaction, they can be shut down. So if you have a very playful horse and the human goes, stop it, then eventually he'll go, goodbye. He'll just go shut down, and he'll just
whenever he's around humans, he'll just be like a machine. Like, I'm not allowed to play, I don't have a voice, I can't express myself. And so that's very important within Parelli, that we take each personality, each horsenality, and build on that. Instead of trying to change them into a horsenality that we want, we create it with him to get him more balanced to where we can work with them. Indipendentemente da quale sia la propria filosofia, la propria scuola di pensiero, perseveranza, ostinazione e pazienza sono imprescindibili, specialmente per un Reiner. E comunque, senza un enorme bagaglio di tecniche e conoscenza, non servono a granché. Imparare i segreti dell'addestramento ad alti livelli non è cosa a buon mercato e spesso, per poterlo fare al meglio, è necessario andare via, per molto tempo, a migliaia di chilometri. Ho imparato a fare questo lavoro da adesso un mio caro amico che è Alessandro Nesi, che vive in Toscana. Inizialmente dovevo andare a lavorare per Ricky Bordignon, ma ahimè aveva già l'assistant in quel periodo. Mi fa: guarda, so di un mio amico che cerca un assistente per montare i cavalli. Dopo Nesi decisi di andare in America, però logicamente con quali contatti? Io non avevo contatti. Fortunatamente lui, essendo nel giro da molti anni, credo all'epoca già era nel giro del reining da 30 anni, conoscendo un grosso allevatore, mi mise in contatto con Tom McCutcheon. Ci siamo accordati, ho fatto questa mia avventura. Sono partito nel dicembre del 2000. L'esperienza in America mi è servita per stondare gli spigoli che avevo qua in Italia. Tramite questo amico Tano Baiocco sono andato negli Stati Uniti da Sergio Elia, che al tempo lavorava insieme a Dan Salmo, una bravissima trainer. Dopodiché, tornato dagli Stati Uniti, ho lavorato un paio di stagioni con Marco Schofer. È stato un periodo, uno dei più belli della mia vita, perché è una persona fantastica. E diciamo che chi mi ha aiutato di più nella mia, non so se chiamarla carriera, comunque nel mio percorso, Dan Salmo sicuramente e Marco Schofer sono due persone molto importanti. Stefano Massignan, da Rudy Krosteiner, e gli ultimi mesi da Max Ruggeri, e io mi sono perfezionato anche grazie a loro, che per me in questo mondo qua non si è mai finito di imparare, quindi bisogna sempre imparare giorno per giorno e anno per anno. Lavorai per Jack Brainard nel 1990 e all'epoca, stiamo parlando proprio in un ranch come il suo, dove si domavano un centinaio di puledri all'anno, non era il ranch specializzato in cavalli da reining o da cutting. Lì si domavano tutti i cavalli con delle genetiche basilarmente da cutting, reining, working hours, anche se in Texas non c'era tanto questa cultura del working hours, tranne qualche all around che esibiva i cavalli all'AQHA. Lì si domava puledri che venivano a vederli, a selezionarli, gente da Craig Johnson a Tim McQuay, quindi prospetti che potevano diventare dei reiners, come venivano a Bill Freeman, quindi gente del cutting, potevano diventare dei prospetti da cutting. La base, la fondamenta. Così come avviene in molti altri campi, il nostro paese non riconosce il reining come una vera professione, un lavoro come un altro. È per questo motivo che in moltissimi, per portare avanti il proprio sogno restando in Italia, devono fare i conti con tutte le difficoltà dell'arrangiarsi giorno per giorno, occupandosi autonomamente di 1000 necessità per continuare a far funzionare il tutto, facendo quadrare i conti.
cosa che colpisce avvicinandosi a questo mondo è l'energia che si respira nei giorni di gara. Anche se non è in programma un top event ma una semplice tappa di campionato regionale, la giornata ha sempre quell'elettricità propria di ogni evento sportivo, con anche il sapore della festa. In queste occasioni infatti non si gareggia solamente, ma si osservano altri cavalli sul mercato, si cercano trainer, si prova a vedere se quanto è stato costruito in addestramento resta in piedi anche in arena. Ci si ritrova magari prima nervosi in campo riscaldamento e poi rilassati e sorridenti, qualunque sia stato il risultato del proprio go. Buona parte dell'anno viene spesa perché queste poche giornate vadano al meglio. Osservando i numeri, la quantità di persone che si appassiona a questo modo di interpretare il cavallo, una filosofia ed uno stile assolutamente americani, viene da chiedersi se per i più si tratti di una semplice infatuazione per il sogno d'oltreoceano o se, grattando la superficie, ci sia qualcos'altro. Sembrerebbe infatti che questa cultura equestre, declinata in 1000 discipline di cui il reining è solo una parte, faccia particolarmente presa in pochi paesi, uno fra tutti l'Italia. Questa passione sembra alimentarsi di reminiscenze di un retaggio che tanti cavalieri, inconsciamente, avvertono come proprio. E forse in questa ipotesi c'è davvero qualcosa di fondato. Molte poche persone sanno che nell'heritage, nella cultura dell'Ovest americano, gli italiani, l'Italia è presentissima, specialmente l'Oregon e una parte del Nevada del Nord sono abitate da oriundi italiani, provengono soprattutto dalle parti della Toscana, quindi hanno un background di allevamento di bestiame, di cavalli molto importante. L'80% dei proprietari di ranch nella Elko County, per esempio, sono italiani, sono di origine italiana. Per questo abbiamo riportato lì una cultura, quella italiana, che loro riconoscono come importantissima e come fulcro della loro origine. L'Italia è l'unico paese in Europa, pochi lo sanno, che usava una sella con l'horn, quindi con il pomo, e una corda. Siamo l'unico paese europeo che usava una corda, allacciava il bestiame e legava, quindi la sella americana fondamentalmente l'abbiamo inventata noi. So che questo può portare a molte risate, gli americani hanno smesso di ridere quando io e il Giulio De Donatis abbiamo portato lì una sella del 1500, quindi poco prima che portassero cavalli e bestiame negli Stati Uniti d'America, a casa nostra già i nostri butteri montavano a cavallo e facevano questo lavoro, e di questo ne sono molto fiero. Raccontare una storia su un grande cavallo sarebbe stato troppo semplice. Ma cosa rende davvero grande un cavallo? Appena nata, Oak Jenny Star era una piccola speranza. Le sue origini non erano migliori di quelle di migliaia di altri cavalli, ma qualcuno su di lei aveva costruito un piccolo grande sogno. E forse la risposta è qui. Ogni cavallo è un grande cavallo, se incontra una persona che vuole davvero che lo sia. Go, Daniel, go! Hello, my love. You're not alone, but
never sing your song, so don't let your dreams be only dreams, 'cause that's your heart talking to you. You're singing a song you always knew. So pick up your hands, girl, and tie up your long red curls. Open your eyes, it's all for you. Yeah. Hello, my love. You're all alone. Yeah. Grande. 'Cause no one else can sing your song, so I won't shed one tear for you, my dear. Bravo, Daniel. 'Cause your heart's the one that knows your name, and no one else can teach you to sing. So pick up your hands, girl, and tie up your long red curls. Open your eyes, it's all for you. Ringraziamo questo binomio che conclude con un punteggio di 71,5. 71,5.